Io so scrivere, a quanto pare, e quindi la mia penna è a disposizione loro. E Andrea Camilleri la sua migliore arma l'ha subito sfoderata, l'ha messa al servizio della causa per provare a salvare il posto di lavoro dei suoi concittadini che hanno ricevuto il ben servito dall'Italcementi. Lo scrittore Empedoclino ha messo nero su bianco e ha inviato una lettera al ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. Mi preme sottolineare, scrive Camilleri, che oltre alla perdita del lavoro e dello stipendio e quindi della libertà dell'esistenza di tante famiglie potrebbe esserci una conseguenza ancora più pericolosa, un aumento così massiccio della disoccupazione in un comune così piccolo come Porto Empedocle, che cerca disperatamente in tutti i modi di non lasciarsi prendere dalla spirale della mafia, rischia di diventare un vero e proprio campo di coltura mafiosa. Andrea Camilleri spiega poi al ministro Passera il motivo principale che l'ha spinto a scrivere la lettera. In me, osserva lo scrittore, c'è il timore di ripercussioni ampie e imprevedibili che questi e altri licenziamenti potrebbero avere. Certo della sua comprensione, conclude Camilleri, le auguro tanto buon lavoro. E intanto i lavoratori, sempre in stato di agitazione, continuano a ricevere attestati di solidarietà e visite. Ieri all'ingresso dello stabilimento si è radunato un gruppo di giovani empedoclini, alcuni dei quali sono impegnati nella politica, come Sallì di Grande Sud. A Porto Empedocle stiamo vivendo una realtà tristissima, perché noi giovani ci vediamo bloccato, negato il futuro, perché tra la cementeria che chiuderà, tra Moncada naturalmente con i licenziamenti che abbiamo notato in questi giorni, tra i mini dissalatori di Gela e Porto Empedocle, appunto, che chiuderanno a breve, forse non si sa, stiamo assistendo ad una realtà vera e propria triste. E al sit-in presente anche il consigliere comunale dell'UDC di Gloria. Sabato alle 10 ci sarà questo consiglio comunale dove cercheremo appunto di trovare delle soluzioni adeguate. Speriamo appunto nel buon senso dei nostri esponenti comunali, provinciali e regionali e speriamo che il tutto si risolva nel modo migliore. Anche il Masci è qui all'ingresso dello stabilimento di Porto Empedocle per portare solidarietà ai lavoratori. Perfetto, sì, noi siamo con loro, con tutti i lavoratori, ma dovremmo essere di più, dovrebbe essere tutta la cittadinanza a partecipare, ad aiutare tutti coloro che per il momento dovrebbero andare in cassa integrazione, licenziamenti, dovremmo essere tutti presenti. Io non capisco, c'è molta amarezza in noi nell'apprendere, per carità, tutti hanno diritto al posto di lavoro, però se si chiude uno stabilimento non capiamo perché necessariamente bisogna ricorrere sempre alla chiusura degli stabilimenti del sud, della provincia di Agrigento in particolare.